Buongiorno a tutti, io sono Riccardo Pasqualin e oggi vi presento il mio nuovo libro. È un saggio, un libro intervista dedicato a un pezzo della storia dell'hard rock e dell'heavy metal nella mia regione, nel Veneto. Si intitola Fireball, l'avanguardia dell'heavy metal negli anni 70 e 80 a Padova e nel Veneto. Io l'ho pubblicato con Crack Edizioni, è uscito da pochissimo. Fireball è stata una fanzine, è stata un'agenzia di management di gruppi che ha aiutato tante band italiane a farsi conoscere, a divulgare la loro musica, a suonare dal vivo. Fireball si è dedicata all'organizzazione di concerti, alcuni sono entrati nella memoria dei rockers veneti, padovani, ma anche italiani. Possiamo citare per esempio la data padovana dei Metallica che hanno suonato durante il tour di Injustice for All. Possiamo ricordare la data di Ronnie James Dio con i Warlock in apertura, però vanno citati anche tanti concerti di band italiane, per esempio l'Italia Monster of Rock del Parco Prandina con i Sabotage, i Dark Lord e tante altre band. Io non sono nato negli anni '80 e non sono riuscito nemmeno ovviamente a vivere quegli anni là, non ho visto nemmeno gli anni '70, sono nato nel 1992, ho 30 anni. Mio padre mi ha cresciuto con la musica che ascoltava da ragazzo, quindi i Beatles e i Rolling Stones, però mi ha fatto conoscere anche qualche gruppo hard rock. Mi ha passato lui per esempio una cassetta dei Rainbow. E partendo da questa base, nella prima parte degli anni 2000, quando ero preadolescente, adolescente, sono andato alla ricerca di una musica, diciamo, che potesse piacere a me, ecco, una ricerca personale di arricchimento dei miei gusti e di sviluppo appunto di un gusto personale per la musica. E mi sono avvicinato all'heavy metal e in particolare a un sottogenere che è il thrash metal, che è ancora oggi quello che mi piace di più. In quell'epoca sembrava di vivere in una sorta di nicchia degli anni '80, in una sorta di capsula del tempo. Ovviamente rispetto agli anni '80 si avevano molti strumenti in più, la connessione internet, i cellulari, i computer per ascoltare musica, per conoscere le date dei concerti, per esempio. Sicuramente avevamo una grande quantità di strumenti che negli anni '80 non c'erano. Tanti gruppi degli anni '80 si sono riformati, sono venuti a suonare in Italia, hanno ripreso la loro attività dal vivo, hanno provato a fare dei dischi nuovi, c'è chi gli è andata meglio di altri magari, e sono nati anche tantissimi gruppi nuovi a livello italiano, a livello europeo, mondiale, e sono usciti tanti bei dischi che insomma hanno segnato i miei ricordi di adolescente. Non so, questo è il disco per esempio del 2006 dei Death Mechanism, un gruppo thrash metal molto tecnico. Sono ancora in attività, suonavano già da anni prima di fare questo disco, e è sempre un piacere vederli dal vivo. Questo è il disco del 2008 dei Madcaps e è molto interessante perché in copertina ci sono gli emo, che erano un'altra sottocultura di quel periodo, molto odiati, penso si veda dal disegno. A me personalmente non è mai interessato se gli emo esistessero oppure no. Comunque sembrava che nel 2008 tutti i giovani d'Italia dovessero far parte di una sottocultura. Ecco, è stato un periodo molto colorato. Loro si sono sciolti, ma i musicisti continuano a suonare con altri progetti. Questo è sempre un disco del 2008 dei Torment, un altro gruppo thrash metal di Milano. E sì, è stato un anno abbastanza importante che ricordo piuttosto bene. Questo è un disco del 2009 degli Alkalizer, una band sarda, loro invece sono ancora in attività. E questo è un disco del 2010 dei Sacrificator da Venezia, loro non ci sono più. E un'altra band che non c'è più però ha fatto secondo me un bel disco erano i Lethal Death da Belluno. Questo è Toxic Future. La band si è sciolta, però i musicisti continuano a suonare con altri progetti. In particolare saluto il Andrea De Battista dei Joke, spero di vedere di nuovo presto
la sua band dal vivo, anche con materiale nuovo. Ecco, verso il 2011-2012 la tensione ha iniziato ad abbassarsi, c'erano meno posti per suonare dal vivo, almeno nel Padovano, nel Veneto in generale, tante band si sono sciolte, l'attenzione è calata o si è spostata verso altri generi, o magari tanti sono cresciuti e hanno smesso di ascoltare musica. Però insomma dopo un po' è ripresa con nuovi posti per suonare, che per carità non hanno mai avuto vita lunghissima, però insomma nuovi concerti, anche nuove band che sono nate, e ancora adesso ci sono tante realtà collaudate che vanno avanti, e anche realtà nuove che nascono, che possono essere interessanti. Non so, quest'anno è uscito il disco nuovo degli Hatred. Questa è una band che esiste dal 2002, per cui ormai ha 20 anni di storia alle spalle, e speriamo anche loro di vederli di nuovo suonare dal vivo. E non so, questo è un gruppo nuovo che è nato da qualche anno. I Miscreants loro fanno un thrash death molto tecnico che riprende alcune sonorità particolari molto interessanti degli anni 80. Hanno un sound molto, molto vecchia scuola, ma hanno prodotto dei dischi piacevoli veramente. È uscito il loro nuovo album da poco, questo è il loro demo che è stato ristampato in vinile. Sì, insomma, diciamo che anch'io ho visto un po' di fervore musicale attorno a me. Quando ero all'università ho visto tanti concerti che non dimenticherò mai, ho comprato e continuo a comprare dei bei dischi. Quando ero studente ho pubblicato anche delle recensioni di dischi metal e anche di musica elettronica, ma sempre con uno pseudonimo. Adesso i siti, i blog sono anche scomparsi, per cui è andato tutto perduto, io non ho conservato nulla dell'epoca. Quando ero studente mi sono cimentato appunto negli studi, non avevo particolari pensieri, nel senso che anche il lavoro appunto era una preoccupazione più per il futuro che altro. Poi mi sono laureato in filologia moderna, ho iniziato a lavorare e poi sono stato investito come tutti da quella brutta cosa che è stata la reclusione in casa durante il periodo più duro dell'epidemia del Covid-19. E stare a casa, lavorare da casa dietro uno schermo, almeno parlo nel mio caso, che ho avuto la fortuna di poter continuare a lavorare con la didattica a distanza, parlavamo prima degli strumenti tecnologici, insomma almeno questo l'ho potuto fare. Ho avuto molto tempo per stare da solo e pensare, come tutti immagino. Ho cercato di renderlo un periodo di riflessione, un periodo creativo. Ho ascoltato musica e dischi, ho comprato libri, ho letto libri, ho scritto. Era frustrante il fatto che le biblioteche e gli archivi erano chiusi, perché io negli anni ho iniziato a scrivere articoli in riviste di storia locale, ho pubblicato delle monografie di storia locale, e alcuni progetti li ho dovuti interrompere, molto importanti per me, perché con il virus ovviamente gli archivi, le biblioteche non erano accessibili. Ho avuto del tempo per pensare, per riflettere, per riguardare delle vecchie fotografie, per scrivere qualcosina, per meditare. Ecco, diciamo che ho pensato molto alla coscienza di Zeno di Italo Svevo, alla scrittura come forma di terapia, a queste riflessioni per cercare di capire se stessi, meditando sul proprio passato, e riflettendo mi sono reso conto di non sapere delle cose importanti su una parte molto significativa della mia vita. Cioè, io mi sono reso conto di non sapere praticamente nulla sulla musica che mi piace e su come si è sviluppata negli anni 80. Io non sapevo praticamente niente, avevo qualche ricordo di qualcuno che ha vissuto quell'epoca, che magari davanti a una birra mi aveva raccontato di qualche concerto. Avevo dei frammenti che potevo cercare di mettere insieme, delle locandine, per esempio in un locale di musica dal vivo padovano a Richis c'era appesa la locandina del live dei Metallica a Padova che citavo prima. Però erano tutte schegge, tutti frammenti che non riuscivo a mettere insieme, a far collimare per creare un quadro comprensibile, ampio, articolato, organizzato diciamo cronologicamente, per cercare di capire qualcosa. Io sono un bibliofilo, mi piace cercare i libri, comprare i libri antichi, le riviste, i giornali d'epoca,
e a un certo punto sono riuscito a mettere le mani su un vecchio numero di questa fanzine padovana che era Fireball, che è stata stampata tra il 1983 e il 1985, ho fatto 3 annate. E in questo numero c'era un contatto. Io ho detto perché non provare a avvicinare queste persone, la vecchia redazione di Firewall, perché no? Avevo poche speranze, nel senso che pensavo che ormai nessuno avrebbe risposto. Però desideravo organizzare un'intervista, ecco, per cercare di far conoscere questa realtà essenzialmente ai padovani e ai veneti. Un'intervista che magari avrei proposto a qualche giornale, a qualche rivista che accettasse dei testi di storia locale. E sono entrato in contatto con i due caporedattori di Fireball, cioè Renato e Antonio Ferro, due fratelli. Renato è più giovane, Antonio ha qualche anno di più, e loro sono stati essenzialmente il nucleo che ha portato avanti, che ha creato Fireball e l'ha portato avanti negli anni. E parlando con loro mi sono reso conto che Fireball non è stata semplicemente una fanzine, non è stata semplicemente un foglio fotocopiato e distribuito, una testata che per carità poteva circolare a livello regionale. È stata molto di più, perché loro hanno anche avuto sostanzialmente una piccola casa di produzione discografica, hanno permesso alle band di registrare, di stampare dei dischi in vinile e anche molti demo in realtà, quasi difficile un po' quantificare anche quanti demo abbiano fatto uscire o abbiano comunque permesso di registrare. I dischi sono all'incirca una decina, oggi è tutto materiale da collezionisti, anche per esempio la compilation Surgery of the Power, che magari si trova ancora a un prezzo abbastanza, diciamo, contenuto. Altri sono diventati dei pezzi d'epoca anche con un valore elevato. E Fireball è stata anche un'agenzia di management, di promozione dei gruppi, di organizzazione di concerti, e loro avevano creato veramente una rete metallica che ha avvolto la città di Padova, il Veneto, portando questa rivista amatoriale, perché di fatto più che una fanzina a un certo punto è salita a livello successivo, è diventata sostanzialmente una rivista amatoriale che veniva distribuita fino a Torino, fino a Firenze, fino a Roma, fino alla Romagna, fino a Trieste, in Friuli, e finiva anche sul tavolo dei produttori discografici. Si trovava nei negozi di dischi, dove veniva sfogliata da una grandissima quantità di ragazzi, ha raggiunto una tiratura di centinaia di copie con interviste a grossi nomi dell'epoca, e che oggi sono ancora più grossi, uno per tutti gli Scorpions, che voglio dire, già a quel tempo, già negli anni 80, erano già lanciati nell'Olimpo del rock, e oggi, voglio dire, hanno prodotto ancora tanti altri dischi, hanno fatto uno anche quest'anno, Rock Believer, che a me è piaciuto molto, insomma. E parlando con questi fratelli mi sono reso conto che il materiale era troppo per essere condensato in una piccola intervista. Le pagine di appunti continuavano a crescere, le registrazioni erano sempre di più, e alla fine ne è uscito un libro intervista che raccoglie più di 70 immagini, le note sono 96, le pagine sono 240. Io non lo dico per dire che ce l'ho a lungo, è perché insomma è una quantità di materiale importante. Sono una serie di interviste, di conversazioni che si incrociano con un confronto costante comunque con documenti dell'epoca, testi dell'epoca. Io ho riprodotto anche qui degli articoli di Fireball e di altre fanzine, di altre riviste, per integrare i dialoghi. Non c'è tutto Fireball qua dentro, però almeno ho cercato di mettere degli articoli significativi per completare questo saggio. Non stiamo parlando di un saggio storico, è un libro di memoria, potremmo dire di memorialistica. Diciamo che cerca di fornire dei documenti, magari per chi vorrà scrivere un saggio organico sulla storia recente della musica a Padova, nel Veneto, però è un lavoro che mi ha dato moltissimo. Per il mio percorso personale di arricchimento le emozioni sono state veramente, veramente tante. Abbiamo ripubblicato qui recensioni dell'epoca, abbiamo ritirato fuori gruppi che magari tanti hanno dimenticato, anche forse ingiustamente, abbiamo riprodotto delle locandine di concerti dei Vanadium,
di concerti anche di gruppi stranieri che sono passati da noi, e il ricordo sarà rimasto indelebile in tanti che spero si ritrovino in questo libro. E una volta completato questo manoscritto, io ho cercato un editore tra le case specializzate in questo ambito in Italia, tutte abbastanza in crisi a causa dell'epidemia, che ha messo in difficoltà tutto il settore dell'epidemia, ma con una ricerca anche relativamente breve sono entrato in contatto con Crack Edizioni di Falconara Marittima. Io saluto l'editore, che ha reso possibile la concretizzazione di questo progetto, che per me è stato veramente importante, ecco, anche come percorso di realizzazione. Abbiamo parlato per le grafiche, per l'impaginazione, per l'impostazione di questo libro, e il risultato finale è questo. È un libro che parla degli anni 80, che arriva fino agli anni 90, il confronto con la contemporaneità, con questi anni, anche col periodo delle epidemie, con delle riflessioni post pandemia di quello che potrebbe essere, chissà. E poi c'è anche in realtà uno sguardo verso l'indietro, verso gli anni 70, perché dialogando con Antonio Ferro, lui ha messo subito in chiaro che per capire gli anni 80 bisogna andare a guardare le radici della realtà sociale e politica degli anni 70, che insomma a Padova è stata vissuta come un periodo molto, molto intenso, anche drammatico innegabilmente, florido dal punto di vista culturale, degli incontri, dei dibattiti, anche degli scontri innegabilmente. Però insomma ne è venuto fuori uno spaccato sociale, storico veramente ricco, che mi ha dato una grandissima soddisfazione. Io questo lavoro non l'ho fatto per me, però io l'ho fatto per voi, per tutti coloro che amano questa musica, che amano questi anni, che amano gli anni 80, che amano l'heavy metal, che amano l'hard rock. Io l'ho fatto per voi, l'ho fatto solo per voi, ma anche per chi non ascolta metal, per chi magari ascolta altri generi, per chi magari è un giovanissimo che considera il metal una cosa distante da sé, che vuole iniziare a produrre e a suonare un genere di musica che magari nasce domani mattina, che io nemmeno conosco, però ha bisogno di riferimenti per cercare di capire come si può pensare di arrivare ad avere una scena, diciamo, come arrivare ad avere delle realtà che possano avvicinare i coetanei, mettere insieme le persone per divertirsi. È chiaro che gli strumenti sono completamente cambiati, adesso c'è internet, ci sono i social network, ci sono Tinder, TikTok, mille realtà, però può essere un riferimento per cercare di creare qualcosa di nuovo, per conoscere delle persone, per incontrarsi, per cercare di fare qualcosa di nuovo, insomma. E niente, io vi saluto e vi ringrazio, spero che questo libro vi piaccia e che insomma lo possiate apprezzare. Ecco, io l'ho fatto per voi e spero di vedervi tutti presto in una bella presentazione organizzata sul territorio. Ciao a tutti.